Buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner. Come sempre siamo qui per fare il punto del fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane. Partiamo dalla Lega Pro, partiamo dal Catania, ma intanto vediamo insieme quello che è il quadro dei risultati di questo turno e andremo a vedere anche la classifica che comunque si annuncia provvisoria in attesa delle partite in programma oggi. Questi i risultati allora: Casertana Messina 1-1, a Potenza è passato il Cerignola 2-1, Catania Giuliano 3-1, Foggia Benevento 2-2, Juventus Next Gen Trapani 2-0, a Latina l'Avellino ha vinto 3-0, Monopoli Cavese 3-1, Turris 0, Sorrento 2, poi si giocano oggi Altamura, Taranto e Crotone Picerno. Ma vediamo la classifica che si determina alla luce di questi risultati. In testa c'è il Monopoli con 47 punti, seguito poi dal Benevento e dal Cerignola a 45, 43 sono i punti dell'Avellino, a 42 il Potenza, 39 punti per il Crotone, il Catania a 35, poi Picerno 33, Trapani 32, Giuliano 31, sempre a 31 punti anche il Sorrento, Juventus Next Gen 30, poi ancora Foggia 29, Cavese e Altamura 28, Latina 26, siamo nella zona play-out, Casertana 24, Messina 20, Turris 12, chiude il Taranto con appena 3 punti. Questa è la situazione, la fotografia alla 24esima giornata, in attesa delle partite che abbiamo detto si giocheranno nella giornata di oggi e che chiuderanno il turno. Cominciamo come anticipato dal Catania, un Catania che è tornato alla vittoria. È la prima del 2025, un successo piuttosto netto contro il Giuliano per la formazione di Toscano, che pare dare segnali di ripresa, soprattutto grazie all'inserimento di alcuni giocatori chiave, in particolare in mezzo al campo, in attesa ovviamente dei rinforzi di questo mercato di gennaio. Ma intanto andiamo a collegarci con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio a te, Alessandro. Dicevo che il Catania ha dato segnali sicuramente di ripresa ieri contro il Giuliano, una squadra peraltro comunque l'avversario di ieri dei rossazzurri, che vive una profonda crisi. Angelo, partirei subito dal mercato, se mi permetti. Certamente. Perché dobbiamo dare per definita un'altra operazione di entrata della società rossoazzurra. Parliamo dell'arrivo di Nicola Dal Monte, classe 97, arriva in prestito secco per 6 mesi dalla Salernitana ed è un calciatore che può sicuramente dare un contributo o come esterno di sinistra, visto che è un mancino, oppure può giocare anche sotto punta, ruolo che ha rivestito in carriera in altre esperienze professionali. Il calciatore si sta sottoponendo alle visite mediche a Villa Stewart a Roma e quindi nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale di quello che di fatto diventa il quarto acquisto di questa sessione di mercato, dopo gli arrivi di Farroni, di Dini e di Del Fabbro. Ma ci sono altre cose su cui il Catania sta lavorando in entrata. Stasera vi sveleremo in retroscena di un'operazione che coinvolge 3 giocatori, 2 in arrivo al Catania e 1 che invece farà il percorso opposto, ma su questo, ripeto, vi diremo di più stasera nel corso di Corner. Per quanto riguarda l'analisi della partita di ieri, io mi sento di dire, Angelo, che per la prima volta, almeno in questo segmento di stagione, la sensazione che si è avuta è che il Catania sia stato in partita per molti più minuti rispetto ad altre esibizioni. Avevamo visto dei buoni spezzoni di gara per quanto riguarda l'ultima affermazione interna, quella col Sorrento, ma gara che si è risolta di fatto nell'ultima parte del match. Il Catania invece ieri ha innanzitutto iniziato con il piede pigiato sull'acceleratore, mettendo subito sotto il Giuliano e facendo capire di essere, soprattutto dal punto di vista della determinazione, nella giornata giusta per regalare a se stessa e ai tifosi una soddisfazione. Questa aggressione alta, favorita anche dal rientro
in pianta stabile di un giocatore fondamentale, imprescindibile come Francesco Di Tacchio, ha subito regalato agli uomini di Toscano le chiavi di volta per aprire la cassaforte a protezione di Russo, e lo ha fatto peraltro con uno degli uomini più al centro delle voci di mercato di quest'ultimo periodo, l'inquadrato Davide Guglielmotti, che ha fatto capire come possa essere ancora un giocatore importante nello scacchiere rosso-azzurro. È stato fermo per tanto tempo a causa di diverse problematiche, ma quando è in giornate come quella di ieri è un giocatore che assolutamente fa la voce grossa in fascia, ed è il tipo di giocatore che avevamo visto a inizio stagione brillare, rubare l'occhio veramente per le sue progressioni, i dribbling, ma anche la capacità proprio di arrivare in zona conclusiva. Questo è un segnale, come lo è il fatto che chiaramente Toscano ancora ha il cartello lavori in corso aperto e lo esibisce davanti alla sua panchina, perché in questa squadra ci sono ancora calciatori con la valigia in mano e ci sono altri calciatori che invece ancora devono trovare chiaramente la loro collocazione. Parliamo per esempio di Del Fabbro, che ieri sì ha disputato uno spezzone, ma è chiaro che ha bisogno di minutaggio, così come ne ha bisogno Tini, che ieri ha esordito ma che sostanzialmente ha lasciato un po' a desiderare in occasione della marcatura di Del Sole. Quello che comunque, ripeto, ieri mi ha colpito è questa determinazione che il Catania ha saputo distribuire nel corso di tutta la partita. Allora Alessandro, sentirei brevemente per chiudere, e poi vedremo anche il top del match, le parole del tecnico toscano, una quarantina di secondi che fanno la fotografia della partita di ieri. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ma è già 2 settimane che stanno lavorando da squadra per migliorare, per risolvere situazioni, per trovare le soluzioni giuste, e oggi si è visto in campo. Questo è l'atteggiamento giusto, ognuno di loro, ognuno di noi deve dare il proprio contributo per la causa del Catania, perché qua il Catania ha messo prima di tutto. E oggi si è visto, ma è un paio di settimane che ci stanno lavorando i ragazzi nel trovare le soluzioni giuste dentro e fuori dal campo per far sì che la squadra possa camminare a questo ritmo. È una sorta, diciamo, di ritrovato spirito in casa Catania, per le parole che arrivano dal tecnico Mimmo Toscano, che insomma vuole che i suoi, a parte che in campo, insomma in qualche modo anche fuori dal rettangolo di gioco, stiano insieme. Alessandro, il top del match. Angelo, Sì, sì. Sì, su questo ti faccio così una brevissima considerazione. Ritengo che il ritiro svolto dal Catania prima della trasferta di Picerno può anche essere stato così lo spunto per ritrovare questa compattezza, per mettere da parte le scorie della doppia sconfitta con Benevento e Juventus, e alla luce della prestazione di ieri mi sento di dire che forse va anche letta con maggiore attenzione la prestazione di Picerno, dove sì, è vero, il Catania ha chiuso sul pareggio, sull'1-1, ma aveva di fronte una squadra che comunque è molto difficile da affrontare in ogni campo, ma a maggior ragione quando gioca in casa su un campo stretto e piccolo. Ecco, questo è un po' il tema che accompagna le prossime 2 partite del Catania, entrambi in trasferta a Cerignola e a Monopoli, contro squadre che appunto disputano le loro gare in campi con le dimensioni di Picerno. Ora, il Catania, quando può giocare su campi di dimensioni più ampie, non in termini regolamentari, ma proprio come localizzazione dell'impianto di gioco, ovviamente al Massimino, ma per esempio a Benevento, ha sicuramente una migliore attitudine ad esprimere con più fluidità la sua manovra offensiva. Circostanze che invece trovano una valutazione diversa proprio in stadi più piccoli, con le tribune sostanzialmente attaccate al campo. Quindi anche questo, secondo me, è un punto di domanda che dobbiamo porci in prospettiva della doppia trasferta Cerignola e Monopoli, che potrà dirci qualcosa in più su questo percorso di ripartenza che il Catania
ha iniziato a Picerno e ieri, diciamo, ha corroborato con questa vittoria, ma che adesso, ripeto, il calendario mette di fronte a una serie di partite complicate, soprattutto queste due con Cerignola e Monopoli. Alessandro, siamo in chiusura, il top del match l'abbiamo già intravisto, in realtà tu ne avevi parlato prima, un giocatore fondamentale per la mediana del Catania, Francesco Di Tacchio, un giocatore utile nella fase di contenimento, ma anche un giocatore abile, diciamo, al primo tocco per la ripartenza della manovra a rossa-azzurra. È un giocatore assolutamente indispensabile, insostituibile in questa squadra, perché sa assolutamente dettare i tempi di gioco, sa come recuperare palla velocemente e soprattutto ha una leadership veramente tangibile, perché in campo è come se fosse un allenatore aggiunto, come è stato ieri per esempio quando Lunetta ha accusato dei problemi che hanno di fatto costretto il Catania a giocare in 10 e mezzo, perché Toscano non aveva più sostituzioni fino alla fine del match. Di Tacchio è stato veramente il leader, perché in quel frangente ha richiamato subito a sé l'attenzione degli altri compagni di squadra per incitarli a non mollare e soprattutto a dare il massimo sforzo in quel momento di difficoltà. La statistica che appena ha mostrato la regia con la grafica che abbiamo mostrato ci conferma un dato anche in chiave statistica che appunto dà ulteriormente peso all'importanza di Tacchio, cioè quando ha giocato da titolare, è successo 4 volte in questa stagione, il Catania ha conquistato 3 vittorie ed un pareggio. E allora Alessandro, ci fermiamo qui per il momento, ricordiamo che stasera parleremo ampiamente di mercato, lo faremo nel corso di Corner 20:45 su Telecolor, e possiamo anche ricordare che dalla Salernitana è stato perfezionato l'arrivo di Dal Monte, giocatore dunque in prestito secco. Grazie Alessandro Vagliasini, ci ritroviamo stasera, noi ci fermiamo qui, a più tardi, breve sosta e poi andremo a Palermo con Marco Gullà. Insieme per Anteprima Corner, e allora, come anticipato, adesso parliamo di Palermo che ieri cercava la terza vittoria di fila, in realtà ha trovato una sconfitta che ha lasciato qualche strascico, forse probabilmente si poteva e si doveva fare assolutamente di più. Per questo parliamo con Marco Gullà. Il tecnico Dionisi non mi è sembrato molto contento. No Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, un falso decollo, perché dopo 2 vittorie consecutive ovviamente la terza vittoria avrebbe permesso alla Palermo davvero di spiccare il volo e iniziare anche a flirtare con il quarto posto che in questo momento è in mano alla Cremonese. Così non è stato per 2 motivi. Uno, infatti, il Palermo ha approcciato male la partita contro la Reggiana, che ha subito trovato il vantaggio. Poi il pari illusorio di Ceccaroni sembrava poter aprire a una reazione da parte dei siciliani, che invece non c'è stata. Nella ripresa è arrivato appunto il gol della Reggiana, poi varie occasioni che non sono state capitalizzate. Questo è sicuramente un motivo. Poi il secondo sono i continui atavici problemi insomma, di difesa, ma soprattutto le ingenuità in difesa nel primo gol, ma soprattutto nel secondo. Il secondo davvero è un corollario di errori da parte del Palermo, soprattutto nella parte difensiva, con Banica e Nicolao che non hanno assolutamente controllato poi l'avanzata di Sersanti, che è stato libero di tirare con quel diagonale chirurgico. A dire il vero, qualche colpa ce l'ha anche Sirico, sia nel primo gol che anche nel secondo. E quindi Palermo torna a casa senza punti, ma soprattutto con la consapevolezza che ancora qualcosa non va. Si interroga sui suoi problemi, si interroga veramente sulla sua reale identità. Sembrava che tutto fosse passato con quelle 2 vittorie, ma non è stato così, perché comunque a Reggio Emilia il Palermo ha nuovamente palesato quelli che sono ormai dei difetti di fabbrica. E il problema è un altro, Angelo, che siamo al 27 gennaio e sappiamo benissimo che già siamo al giro di boa e questi problemi continuano a persistere all'interno della squadra. Sentiamo Dionisi e poi parliamo un attimo anche di mercato. Non volevamo questo risultato. Dopo 2 risultati positivi in casa era arrivato il momento di fare il risultato fuori casa e non ci siamo riusciti.
un po' per demerito nostro, sicuramente, perché abbiamo preso 2 gol molto evitabili che hanno condizionato poi tutta la partita e il secondo tempo soprattutto, perché riprendere il secondo tempo e prendere quel gol lì, brutto da vedere, non abbiamo mai concesso una cosa del genere e mi dispiace, perché poi dopo la partita è diventata una partita sporca perché si è giocato poco. Non entro in merito, ognuno fa la partita che ritiene opportuno, però è un peccato perché potevamo giocare al secondo tempo diverso dopo averla ripresa nel primo e invece abbiamo dovuto rincorrere una partita che non meritavamo di rincorrere. Una partita che non meritava il Palermo di rincorrere, ma una partita che in realtà il Palermo non ha interpretato come avrebbe invece dovuto. Vediamo la classifica, cos'è cambiato rispetto alla scorsa settimana, perché qualche cambiamento c'è sicuramente, perché il Palermo è scivolato all'8° posto, che di fatto è l'ultimo utile poi per accedere ai play-off. Cosa si può fare per questa squadra e che cosa sta cercando di fare soprattutto il nuovo direttore sportivo che è arrivato appena da qualche settimana? Innanzitutto deve migliorare la classifica e soprattutto la migliora con le prestazioni, con i risultati. Ma andiamo subito al mercato, che è quello che poi interessa in questo momento maggiormente ai tifosi del Palermo. Diciamo subito che Magnani, difensore del Verona, è ormai possiamo anche ritenerlo un ex difensore del Verona, perché è vicinissimo a vestire i colori del Palermo. L'ufficialità arriverà domani, giocatore già in partenza per Palermo, non giocherà nemmeno il derby che alle 18 ci sarà tra Venezia e Verona, e quindi è ormai ufficiosamente un giocatore del Palermo. Questo è quindi il primo rinforzo per quanto riguarda la difesa. Il secondo rinforzo giocherà sempre alle 18, lui la giocherà il derby, ed è Giampaolo, giocherà l'ultima partita con il Venezia contro il Verona e sarà sicuramente anche una sorta anche di spinta a fare meglio quando indosserà la maglia del Palermo, perché poi Giampaolo per il Palermo sta rinunciando alla Serie A, sta rinunciando ai suoi tifosi, ma soprattutto a Palermo avrà un ingaggio sicuramente un po' più importante rispetto a quello che in questo momento gli sta garantendo il Venezia. Quindi poi Giampaolo e Magnani ufficiali. Si sta ratificando anche con il Venezia uno scambio di prestiti con Diakité, che andrà appunto alla corte di Di Francesco, mentre alla corte di Dionisi andrà Candela del Venezia. Anche lui non è stato convocato, anche lui non giocherà il derby contro il Verona, e questi sono certo dei segnali inequivocabili. E poi attenzione anche al centrocampo, perché il Palermo sta cercando un metronomo, qualcuno che possa indirizzare il gioco in una certa maniera, e allora il nome che piace è quello di Mazzitelli. Palermo l'aveva corteggiato ai tempi anche di quando Mazzitelli era al Frosinone, al Como, adesso non ha spazio. Potrebbe essere certamente un acquisto last minute da fare proprio per dare una certa linearità anche alla zona mediana. Allora Marco, chiaramente ci racconterai le vicende di mercato del Palermo e non solo durante la settimana, durante i prossimi telegiornali, e noi faremo il punto ancora una volta anche la prossima settimana. Vi dico subito che la prossima settimana a quest'ora ci sarà un corner speciale particolare, faremo anche delle finestre con anteprima corner perché cominciano di fatto i festeggiamenti a Gatini, e dunque poi la nostra emittente, le nostre emittenti saranno impegnate a seguire passo passo quelli che sono i festeggiamenti. In ogni caso aspettiamo le ultime di mercato da te nel corso già delle prossime ore. Grazie e buon lavoro a Marco Gullà. Adesso ci dobbiamo fermare, ma appena per pochi momenti, e poi attiviamo altri 2 collegamenti, quello con Messina e un altro con Trapani, per capire che cosa è successo soprattutto al Trapani, sconfitto 2-0 dalla Juventus Next Gen, e poi l'arrivo del nuovo allenatore sulla panchina giallorossa. Ne parleremo con Sergio Colosi per il Messina, Franco Camarasana per il Trapani. Ad occuparci in anteprima corner di Lega Pro Serie C con Franco Camarasana. Adesso andiamo a Trapani per la sconfitta di ieri subita dalla squadra di Eziolino Capuano contro la Juventus Next Gen, che si conferma comunque una delle squadre più in forma del momento, se non la più in forma del girone C di Lega Pro. Buon pomeriggio Franco. Faccio. Franco?
Vediamo se ci sente Franco Cammarasana. Mi sentite? Sì, ti sentiamo ma non ti vediamo. Cerchiamo un attimo di... Spero che mi vediate adesso. Adesso ci proviamo a vederti, Franco. Nel caso in cui non dovessimo vederti, sentiremo subito, direi di sentire subito le parole di Ezio Capuano al termine della partita, che dà una sua lettura della gara di ieri tra la Juventus Next Gen e il Trapani. Sono state due partite, il primo tempo abbiamo fatto male, abbiamo iniziato bene, poi abbiamo subito il loro palleggio, accorciavamo sempre in ritardo, ci prendevano con una facilità disarmante perché eravamo lenti nelle scalate. Il secondo tempo ho cambiato totalmente il sistema di gioco, ci siamo messi a specchio e abbiamo fatto un grande secondo tempo. C'è il rammarico dell'espulsione, ma anche in inferiorità numerica penso che in campo c'è stata soltanto il Trapani, però onore e merito alla Juventus nella maniera più assoluta. Allora, torniamo in studio e vediamo per un attimo la classifica che abbiamo prima visto quando abbiamo parlato del Catania, la classifica che si riferisce chiaramente al girone meridionale, girone C, dopo 24 turni, e nel caso specifico del Trapani, il Trapani si trova proprio quasi al limite della zona che delimita la zona playoff, quindi appena un punto di vantaggio sul Giuliano, che è il 10° posto, stessi punti per la tifosa del Giuliano del Sorrento. Quindi il Trapani sta vivendo, nonostante la grande trasformazione, nonostante i grandi interventi di mercato, sta vivendo un momento davvero complicato in campionato. Ma in attesa di ritrovare Franco Cammarasana, vedo già collegato a Messina Sergio Colosi. Allora da lui vado, perché a Caserta il Messina ha dato qualche segnale al nuovo allenatore, però bisogna fare ancora qualcos'altro, perché la squadra ha bisogno di essere puntellata in maniera ancora più concreta. Sì, buon pomeriggio Angelo, un saluto ai nostri telespettatori. Non c'è dubbio che questa partita può essere un motivo per ripartire, per cercare una salvezza disperata, tenuto conto di quella che è l'attuale situazione del Messina, con 6 lunghezze di ritardo da quel che è l'ultimo posto, che significherebbe salvezza diretta, e sabato prossimo ci sarà proprio il Latina ospite al Franco Scoglio. Di positivo c'è la prestazione a Caserta contro una formazione di casa che precede il Messina di 4 punti, potrebbe essere un play-out anticipato, a meno che il Messina non riuscirà a fare la grande impresa di recuperare questi punti. Non sembra per nulla facile, anche perché nella partita di sabato scorso, dopo il vantaggio realizzato da De Sena a conclusione di questa iniziativa, poi c'è stata anche una doppia opportunità per realizzare il secondo gol con un palo colpito dallo stesso De Sena, da una traversa di Marino, ma il protagonista è stato anche il portiere Krapikas, che ha evitato in 5-6 occasioni comparate e decisive il possibile pareggio della Casertana, che comunque è arrivato nella ripresa, ed è un punto che muove poco la classifica. Messina che si sveglia, si inseriscono i nuovi acquisti soprattutto a centrocampo, ma che deve essere assolutamente rinforzato sia in difesa che in attacco, e quando vuoi Angelo potremmo anche parlare di qualche nome in tal senso che è molto vicino. Ci arriviamo subito sul mercato. Vorrei sentire prima le parole di Banchieri e dopo parliamo del mercato del Messina. Intanto restiamo sulla partita. Ho trovato un ottimo Messina, un Messina che fa gol, un Messina che prende un palo interno, un Messina che colpisce una traversa, un Messina che ha l'occasione del 2-0 e poi purtroppo sul ribaltamento di fronte abbiamo preso gol. Un Messina che ha saputo attaccare e ha saputo soffrire quando c'era da soffrire da squadra con un atteggiamento giusto e con dei ragazzi che hanno dato, come giusto che sia per il Messina, il 150%, ecco. E quindi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ovviamente ci dispiace non aver vinto, perché siamo venuti qua per cercare di vincere. Allora, le parole alla prima di Banchieri sulla panchina del Messina. Secondo te, e adesso veniamo al mercato, mi dici quali sono le trattative e che cosa serve a questa squadra per
avere una possibilità, per giocarsi una possibilità nella lotta nella zona play-out? Innanzitutto le certezze. Krapikas andrà al Trapani, mentre dal Brescia arriverà il secondo portiere che ieri era in panchina contro il Catanzaro nella gara persa 3-2. Si tratta di Michele Avella, 24 anni, un ritorno al Messina. Queste due operazioni sono praticamente scontate. Sono molto vicine anche quelle di Rocco Costantino, attaccante di proprietà del Catania, che ha giocato questa stagione nella Lucchese nella prima parte, e di poi Marco Chiarella, che invece è stato impiegato dalla Rimini, anche di proprietà del Catania. Il Messina deve coprire anche un altro grande buco, che è quello del difensore centrale. Serve un uomo di esperienza, di spessore, che possa guidare il reparto arretrato, che praticamente da quando sono andati via Manetta e Rizzo non c'è più stato, anche se è arrivato Dumbravano, anche Morichelli, però serve un leader in difesa, e questo sarà un altro ruolo da coprire, mentre Salvo può ormai considerarsi un giocatore del Picerno, e dove raggiunge Manetta e anche il compagno di squadra Franco, che si era accasato in estate proprio al club lucano. Allora, queste le prossime mosse del Messina, che a questo punto chiaramente si deve guardare da questa zona paludosa assolutamente, anche perché lì in fondo non stanno molto bene. Il Taranto è ultima in classifica, bisognerà vedere, questa è la classifica, che cosa succede proprio oggi, perché stasera il Taranto dovrebbe scendere in campo. Utilizziamo il condizionale, bisognerà vedere quali saranno poi le decisioni riguardo proprio alla esclusione o meno del club pugliese, che non sta vivendo, esclusione dal campionato del club pugliese, che non sta vivendo un momento assolutamente felice. Sergio. Sì, Angelo, guardando un po' la classifica, c'è questa situazione del Taranto che stasera dovrebbe giocare, da quello che si sa, con una formazione molto giovane, ma dovrebbe regolarmente scendere in campo. Cosa accadrà in futuro però non si sa, perché dovrà versare entro metà febbraio circa 300 e passa mila euro. E poi la Turris comunque in ogni caso sembra un'altra formazione destinata a retrocedere, rimane soltanto un posto, non si spareggia, non si fa il play-out se la distanza è da 9 punti in su. Il Messina con questo pareggio ha mantenuto il distacco di 4 punti, pensare alla salvezza diretta è complicato, perché significherebbe sabato prossimo battere il Latina, però poi recuperare altri punti al Latina e mantenere comunque a distanza anche la Casertana. Non è per nulla comunque semplice, però una piccola carta se la gioca, ma soprattutto aspetta dal mercato novità importanti come ci sono state, perché per esempio l'arrivo di Bugel, un centrocampista che non conoscevo ma davvero un ottimo elemento, può fare svoltare la squadra. Allora, grazie a Sergio Colosi per il suo contributo da Messina, ci ha raccontato qual è la situazione. Evidentemente se ci dovessero essere altre novità di mercato saremo qui, ti attendiamo, come chiaramente non solo te ma anche gli altri nostri diciamo, uomini dello sport, che ci aggiornano su tutti i movimenti in questa fase finale di calciomercato invernale. Grazie a Sergio Colosi, buon lavoro anche a te da Messina. Noi ci fermiamo qui per questa settimana con Anteprima Corner. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio. Vi aspettiamo questa sera con Corner invece 20:45 su Telecolor, per parlare e della partita di ieri tra il Catania ed il Giuliano, ma soprattutto di mercato. Tanto mercato. Abbiamo avuto già delle anticipazioni. A tutti l'augurio di una buona giornata.